TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nei giorni scorsi il nucleo natanti del Comando Provinciale Carabinieri di Venezia ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico veneziano e nel tratto di laguna compreso tra le isole di Murano, Burano, Tronchetto e l'area industriale di Marghera, finalizzato a verificare il rispetto delle norme sulla circolazione acqua e sulla sicurezza della navigazione. Nella circostanza sono state sequestrate 2 imbarcazioni commerciali e denunciati a piede libero i 2 comandanti, uno perché in navigazione senza avere a bordo le necessarie dotazioni di sicurezza prescritte dall'autorità marittima e l'altro per aver trasportato rifiuti senza la prescritta abilitazione. Inoltre, il 6 maggio scorso, i militari dell'Arma hanno denunciato all'autorità giudiziaria il titolare di un esercizio commerciale della laguna, avendovi trovato all'interno dei locali di vendita 21 accendini privi dei meccanismi di sicurezza e delle avvertenze per i minori, nonché decine di giocattoli contraffatti, riproducenti personaggi di famosi cartoni animati, tutto sottoposto a sequestro. Al gestore del negozio sono state altresì elevate sanzioni pecuniarie pari a circa 4.000 euro complessive. Il 10 maggio, inoltre, sono state comminate sanzioni amministrative per complessive 10.000 euro a carico di 2 stranieri sorpresi a vendere sulle rive della laguna accessori di abbigliamento senza l'autorizzazione allo svolgimento in area pubblica di tale attività itinerante. Nella circostanza sono stati sequestrati oltre un centinaio tra borse, braccialetti e cinture, privi delle etichettature previste dalla normativa vigente. E nel corso dei servizi sopraindicati sono stati anche sequestrati circa 150 grammi di sostanze stupefacenti, nella fattispecie hashish e cocaina, già suddivisi in dosi e dunque pronti per essere ceduti ad acquirenti occasionali, rinvenute sulla pubblica via da privati cittadini. Nel mese di aprile invece sono state controllate 117 imbarcazioni di varia tipologia con 157 persone a bordo, elevando sanzioni amministrative a carico dei comandanti delle unità per un importo complessivo di circa 8.500 euro per varie violazioni al codice della navigazione, nonché procedendo al sequestro amministrativo di 4 imbarcazioni sprovviste di copertura assicurativa. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.